Salve, oggi preparo degli spaghetti, finocchiette e vongole. Qui ho preparato un po' di quello che serve. Finocchietti, pinoli, uvette e aglio. Comunque, gli ingredienti completi li trovate in descrizione. Possiamo passare alla cottura. In una padella calda mettiamo un po' d'olio, uno spicchio d'aglio tagliato a lamelle e lasciamo rosolare un po'. Mettiamo le vongole, diamo una girata e le lasciamo andare finché non si saranno aperte tutte. Sono già pronte, li sfumiamo col vino bianco e lasciamo sul fuoco ancora un paio di minuti, finché non sarà evaporato tutto l'alcol del vino. Le vongole sono pronte, li mettiamo da parte. Filtriamo il brodo per eliminare eventuali impurità. Mettiamo una pentola con dell'acqua a scaldare, appena bolle lessiamo il finocchietto. Sono passati 10 minuti, lo scoliamo e lo mettiamo da parte. Mettiamo da parte anche il brodo. Appena si sarà raffreddato un po', lo tagliamo grossolanamente. In una padella calda mettiamo un po' d'olio, uno spicchio d'aglio e 2 filetti d'acciuga che faremo sciogliere. Aggiungiamo il finocchietto, lasciamo rosolare un po'. Mettiamo i pinoli, l'uvetta, lasciamo rosolare ancora un po'. In un po' d'acqua facciamo sciogliere una bustina di zafferano, la aggiungiamo in padella, finiamo con il brodo delle vongole e lasciamo cucinare ancora un paio di minuti.
2 minuti sono passati, aggiungiamo le vongole, ne ho sgusciate un po'. Un pizzico di sale, una macinata di pepe, aggiungiamo un po' di brodo. Portiamo il brodo a bollore, mettiamo un po' di sale, e mettiamo la pasta a cuocere. Scoliamo la pasta un paio di minuti prima che sia pronta e la mettiamo in padella. Amalgamiamo. Completiamo la cottura aiutandoci con un po' d'acqua di cottura. Siamo pronti, possiamo impiattare. Mettiamo sopra il sughetto con le vongole. Decoriamo con qualche ciuffetto di finocchietto fresco. Aggiungiamo un po' di mollica, macinata grossolanamente e tostata. Spaghetti con finocchietto e vongole. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Troverai altre ricette come questa. Se vuoi lascia un commento. Grazie.